Grazie. Sì, qua c'è già, giusto per illustrare di che cosa parleremo, ma gli sloveni tutti conoscete questi testi, ce ne sono tre, allora ci sono tre slide. Considerando i limiti di tempo a disposizione, vorrei sottolineare solo alcuni fatti che ci aiuteranno a contestualizzare la nostra riflessione e forse fare un abbozzo del ruolo del mondo, del popolo sloveno, come volete, di essere un legame tra il mondo anche romanzo, germanico e quella che viene detta Slavia orientale. Cosiddetti slavi alpini, gli antenati degli odierni sloveni, cominciarono a popolare un territorio molto più vasto dell'odierna Slovenia a metà del VI secolo. Questo territorio, prima del loro arrivo, non fu vuoto, l'abbiamo già sentito. Su di esso vivevano le popolazioni romane già battezzate, gli slavi li chiamarono Vlachi o Lachi. Nella seconda metà del VI secolo esistevano anche ancora almeno due diocesi romane, quella di Celeia, oggi Celie, e quella di Emona, che abbiamo già sentito, e l'odierna Ljubljana. I primi dati sulla evangelizzazione degli sloveni risalgono a metà dell'VIII secolo, quando Duca Chotimer invitò da Salisburgo sul territorio del ducato Carantani i primi sacerdoti, monaci irlandesi, conosciuti come evangelizzatori attenti alla religiosità delle popolazioni dove svolgevano la loro missione. Conosciamo per esempio Zelante pastore e evangelizzatore San Modesto, corepiscopo a Maria Zel, Gospa Sveta, vicino ad odierna Klagenfurt. Nella cartina possiamo vedere il territorio etnico sloveno di quel periodo e il confine ecclesiastico tra la missione evangelizzatrice del Patriarcato di Aquileia e quella dell'Arcidiocesi di Salisburgo, stabilito nel 796 dall'Arcivescovo Arno e confermato da Carlo Magno nel 811. Allora vediamo, questa è la Slovenia arancione e quella gialla fu il territorio che fu popolato dagli sloveni, che va fino a Vienna, Linz, e poi ci sono alcune macchie lì ancora. Sì, sulla prossima c'è il confine ecclesiastico. Ecco, si vede, forse si vede male, però il confine rappresentava il fiume Drava. Allora, questo che a sud era la responsabilità di Aquileia e quello che era al nord era responsabilità di Salisburgo. Il nome dei monumenti o manoscritti che ci interessano deriva dal luogo dove furono a lungo conservati. Il monastero di San Corbiniano a Frisinga, in un codice latino probabilmente appartenente al vescovo Abramo, che era il vescovo dal 953-994, che aveva anche le proprietà in Carantania, odierna Carinzia in Austria, e nella Carniola o Carnia, oggi in Slovenia. I monumenti comprendono 2 formulari di Confessio Generalis, monumento 1 e 3, e un sermone sul peccato e la penitenza, monumento 2. Si tratta dei più antichi scritti in lingua slovena e dei testi slavi più antichi scritti in alfabeto latino, in calligrafia minuscola, erede della minuscola carolingia. La calligrafia usata e anche altri fatti storici permettono una datazione abbastanza precisa dei testi conservati, e cioè tra l'anno 927 e 1039. Dobbiamo però aggiungere che si tratta delle trascrizioni di originali più antichi che potrebbero risalire all'inizio del IX secolo o addirittura nella seconda metà dell'VIII.
Le ricerche recenti localizzano il luogo dove poteva essere fatta la traduzione dei nostri testi a Molsbichl, vicino l'odierna Spital. Si tratterebbe di un monastero situato in Carantania occidentale, e cioè vicino non solo al mondo germanico ma anche romanzo legato alla missione irlandese. Le traduzioni sarebbero state fatte prima di tutto per le necessità della comunità monastica, costituita non solo dai monaci irlandesi ma anche di provenienza romana, germanica e slava, e allo stesso tempo per le necessità della missione fra il popolo. Il territorio intorno al monastero fu abitato dagli sloveni in modo abbastanza compatto. Terminus postquem sarebbe l'anno 772, terminus antequem invece il 789. La base dei formulari della Confessio Generalis sarebbero dei formulari antichi bavaresi. Per il monumento 2 la questione è più complicata. Tra i tentativi di trovare l'originale o il testo ispiratore ne sono conosciuti particolarmente due. Lo slovenista Ivan Grafenauer voleva dimostrare che si tratta della traduzione di un'omelia latina trovata nel monastero di San Gallo, con delle glosse in alto antico tedesco aggiunte nel XII secolo, mentre il teologo Franz Grivets cercava di collegare il monumento 2 con la predica Poučenie na pamet apostola ili mučenika, l'insegnamento in memoria di apostolo o martire, ascritta a San Clemente di Ocrida, discepolo di Cirillo e Metodio. Oggi la spiegazione più plausibile è che si tratti di traduzioni dei passi delle omelie latine. A questo pensiero conducono sia il codice latino Liber Traditionum, trascritto nel XVIII secolo e oggi perso, che nella parte terza, dove sono raccolti i testi degli anni 80 dell'VIII secolo, conteneva due testi che non furono trascritti perché considerati incomprensibili e in lingua barbara. Molto probabilmente questo era sloveno. Sia del codice dove sono ancora, cioè questi monumenti, che tra 69 testi in latino contiene monumenti di Frisinga. Tra i testi latini in tutti e due i codici sono predominanti le prediche di San Agostino e di Cesario di Ars, autore che ampiamente cita i testi del vescovo di Pona. Ad oriente del territorio affidato alla missione bavarese nella seconda metà del IX secolo esisteva alcuni anni un ducato indipendente sloveno, quello della Pannonia inferiore nelle vicinanze del lago Balaton nell'odierna Ungheria, dove nel corso di alcuni mesi operarono i santi fratelli Costantino, più conosciuto come Cirillo, e Metodio, i quali tradussero il Nuovo Testamento, i Salmi e la liturgia nello slavo ecclesiastico. Da lì i due fratelli con i loro discepoli si recarono a Roma, dove Papa Adriano II approvò la traduzione slava della liturgia occidentale romana, detta liturgia di San Pietro, e ne autorizzò l'uso. Inoltre nominò Metodio vescovo della Pannonia. Parlo di questo perché a partire dalla scoperta dei monumenti di Frisinga del 1807 essi vengono visti come un legame importante tra la Slavia occidentale romana e la Slavia orientale. Proveremo a illuminare brevemente questo fatto alla fine della nostra riflessione. Allora adesso arriviamo al dunque, alcune considerazioni teologiche. I monumenti di Frisinga sono innanzitutto i testimoni degli inizi della formazione della terminologia teologica slovena. Si tratta certamente di un lavoro pionieristico di cui non sappiamo praticamente nulla. Se i testi furono tradotti al monastero di Molsbichl, sarebbe il primo monastero sul territorio etnico sloveno, anche sul territorio slavo.
dove i monaci irlandesi, conosciuti come specialisti in filologia, potrebbero contare di un aiuto prezioso dei confratelli di madrelingua slava. Raiko Nachtigall già all'inizio del XX secolo supponeva che la lingua dei monumenti sia la lingua viva e parlata della popolazione in Carantania. Il documento Conversio Bagariorum et Carantanorum, scritto nel 870 in difesa dell'impegno missionario della Chiesa di Salisburgo tra le popolazioni bavaresi e slave, puntualizza che prima della invenzione dell'alfabeto glagolitico da parte di San Cirillo, i testi slavi sono stati scritti con l'alfabeto latino. Possiamo supporre che oltre ai nostri documenti furono tradotti fin dall'inizio almeno la preghiera del Padre Nostro e il simbolo della fede. Infatti abbiamo questi testi che sono stati scritti molto più tardi, però comunque sono molto, molto antichi anche come linguaggio. Cioè questi adesso scusate, mi sono un po' persa, ci furono anche questi testi diciamo più antichi, no? Che però non si sono conservati. Dei monumenti, dicono gli storici, a causa della scarsa qualità sia del pergamena sia dell'inchiostro usato, mentre questo qua questi che sono conservati nel codice probabilmente sono stati fatti per un vescovo che poteva permettersi dei materiali più, diciamo, pregiati, e quindi i documenti potevano conservarsi. A distanza di 1000 anni possiamo solo congratularci con il genio dei traduttori e forse anche dell'autore del Monumento 2. Sorprende che non troviamo né latinismi né grecismi o germanismi a livello lessicale. L'unica eccezione è il sostantivo sotonin, satana, avversario, termine che viene dall'ebraico. In altri posti troviamo una varietà dei sinonimi suggestivi sloveni per diavolo. Nepriasni, colui che è nemico di Dio, dell'uomo e delle altre creature. Zopernik, colui che è caratterizzato dalle proprietà negative, e slodestari, colui che dall'inizio compie opere cattive. Si percepisce un vivo desiderio di creare un linguaggio massimamente comprensibile alla popolazione. Alcune espressioni sono particolarmente originali e interessanti. Vale la pena menzionare Krilazzi Boži, esseri divini alati per gli angeli, e Sli Boži, messaggeri di Dio per gli apostoli. Per tutte le due espressioni oggi in sloveno usiamo latinismi o grecismi, angeli, apostoli. È interessante notare che nel testo, che fin dall'inizio fu considerato scritto in sloveno, con rare eccezioni a metà del XX secolo, che un russo, un specialista lì scriveva ai slovacchi, troviamo espressioni paleoslave a cui è stato dato un ricco significato teologico, ma che poi sono scomparse dalla lingua slovena in generale e dal vocabolario teologico in particolare, come per esempio spasti, spasitel per salvare, salvatore, balovanie, bali, medicina, medico. Una serie dei termini si usa ancora oggi sia nello sloveno nonché presso gli altri popoli slavi. Nei monumenti troviamo le prime traduzioni della Sacra Scrittura in lingua slovena. Viene citato Matteo 25, 34, 36. I testi sono poi importanti perché contengono gli elementi fondamentali del cherigma cristiano e della pratica religiosa: la fede nel Dio Trino, in Cristo Salvatore, la dottrina dello stato prelapsario, caratterizzato come la vita nella gloria di Dio, cioè prima della caduta del nostro avo, si dice det, e dunque prima del peccato originale, e poi della giustificazione nel battesimo tramite l'unione alla passione di Cristo
e la fede del battezzato come risposta al dono della grazia. Si nota una forte coscienza ecclesiale sia tramite un persistente uso del pronome personale noi e il vocabolo fratelli, sia tramite il legame stretto tra la Chiesa pellegrinante e quella trionfante. I testi contengono elenchi dei peccati mortali. Inoltre, vediamo una premura e l'invito a fare un accurato esame di coscienza per confessarsi di quei peccati che vengono chiamati nascosti, i peccati commessi nel pensiero, dimenticati o non coscientizzati. La ragione è molto chiara: niente può essere nascosto al volto di Dio e tutto verrà allo scoperto se non prima nel giorno di giudizio. Tutto ciò conferma la prassi della confessione personale, privata, come pure la cura di una educazione alla responsabilità nei rapporti con Dio e con il prossimo. Vorrei sottolineare anche che nei testi che stiamo considerando non si trova nessuna traccia di sentimento di tormento per il male fatto. Scopriamo qui una chiara dottrina: il peccato, qualora sia stato commesso, bisogna che sia riconosciuto e confessato. C'è una grande fiducia nella misericordia di Dio e nell'efficacia del sacramento che produce nella persona esattamente lo stesso effetto dei supplizi crudeli dei martiri nei primi secoli, e cioè la confermazione a Cristo. L'antropologia dei monumenti è olistica. Da nessuna parte si potrebbe dedurre la speranza nella salvezza solo dell'anima. Ripetutamente si dice che l'uomo aspetta e spera nella salvezza sia dell'anima che del corpo. Oggi questo aspetto certamente non è molto presente nella teologia di stampo agostiniano. Professor Grivetz, che fu un sostenitore fervente dell'appartenenza dei testi a fonti orientali, vedeva la conferma di ciò nell'espressione sous notelò, corpo lacrimoso, che l'uomo riceve dopo la caduta al posto del corpo glorioso. Però se guardiamo bene, e soprattutto l'introduzione del monumento 2 vediamo che ricorda molto la teologia agostiniana dello stato prelapsario e del peccato originale, e cioè la formula famosa posse non mori se non avesse peccato, e che si riferisce non alla mortalità dell'uomo come categoria teologica, morte come condanna l'esclusione dalla comunione con Dio, ma alla corporeità fisica materiale che è esclusa dall'immagine di Dio e nella quale possiamo vedere solo le vestigia Trinitatis. Inoltre siamo lontani dalla concezione di Adamo in età puerile che troviamo presso San Ireneo e i padri cappadoci, cioè senza esperienza, per cui la caduta fu quasi inevitabile, e ancora meno la convinzione che la sua fu una felix culpa. Il monumento 2 parla di lui come di una persona ben adulta e quindi pienamente responsabile per i propri atti. Siccome devo concludere, vorrei dire solo questo, che cioè questa proposta che gli originali di questi documenti sono stati presi dalla teologia e dall'esperienza e dalla prassi di Cirillo e Metodio, che cioè, era molto affascinante, per esempio a professor Grivetz. Cioè, oggi non possiamo confermarla perché comunque cioè, questi testi sono più antichi della prassi di Cirillo e Metodio sul territorio della Pannonia inferiore, però questo non vuol dire che non hanno influito, cioè questi nostri testi, all'opera di Cirillo e Metodio, e forse loro usavano questi testi già esistenti anche per una ragione diciamo di politica ecclesiastica, perché cioè, loro lavoravano proprio nel periodo di una grande tensione
tra la chiesa di Costantinopoli e Roma, e cioè proprio loro si sono recati a Roma nell'anno che quando il Fozio, patriarca di Costantinopoli, fu deposto per la prima volta. Grazie.